Sotto un sole cocente, in una giornata di caldo torrido, il vice ministro Cancelleri ha aperto ieri alle 15 al traffico leggero il viadotto Acragas, restituendo finalmente, dopo un lungo periodo di chiusura, serenità e normalità a una città importante come Agrigento e ripristinando la viabilità locale che serve al territorio. Così si è espresso il sottosegretario al ministro delle infrastrutture Cancelleri in fase di apertura della bretella del viadotto Morandi, che sarà transitabile al doppio senso di circolazione in attesa che tra 10 mesi circa si possa passare all'apertura dell'altra corsia. È una bella storia di collaborazione istituzionale con il sindaco di Agrigento e con ANAS, e io devo ringraziare anche ovviamente l'impresa che ha eseguito i lavori, che ha impresso, diciamo, un'accelerazione nel cantiere. È una cosa importante perché ridiamo ad Agrigento la normalità nella viabilità, anche se ancora non è completa, è soltanto per le automobili, quindi per il traffico leggero. Però è ovvio che dobbiamo adesso dare, entro i prossimi 10 mesi dobbiamo aprirlo completamente anche al traffico pesante. Questa cosa è importante perché è capoluogo di provincia, ma soprattutto snodo fondamentale per un territorio che nei prossimi anni vedrà ulteriori cantieri, perché da qui ovviamente poi ci stiamo concentrando sull'asse Castelvetrano-Gela. Oggi ho fatto un importante annuncio per quello che riguarda quest'asse. Abbiamo dato come Ministero il via libera ad ANAS per la progettazione di 3 dei 9 lotti che compongono tutto l'itinerario. I 2 lotti con un finanziamento da 7,5 milioni per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economico della tangenziale di Agrigento. Abbiamo commissariato l'esecuzione della tangenziale di Gela, quindi aumenteremo, anche velocizzeremo, diciamo, la realizzazione. E poi, secondo me, una notizia, fatemela definire, molto importante e anche storica, che è quella del lotto invece Castelvetrano-Sciacca, che entra con 4,5 milioni di euro con il via libera per la progettazione di fattibilità tecnica economica. Da lì ci muoveremo per tutti gli altri segmenti che mancano, però chiaramente Agrigento diventa punto centrale di questa situazione. Alla riapertura erano presenti anche i responsabili e gli operatori dell'ANAS, il sindaco della città Franco Miccichè, che ha fatto ulteriori istanze a Cancelleri circa la viabilità delle strade di collegamento della nostra città, e anche Don Mario Sorcia del cartello sociale, che proprio lui riuscì a smuovere con la famosa manifestazione Gente indignata in strada, che vide la partecipazione massiccia dei sindaci della provincia mobilitarsi proprio per la soluzione della viabilità stradale nell'Agrigentino. Dopo tanti anni si riapre il viadotto e quindi potremmo dire un altro tassello che si aggiunge al grande mosaico. Di tasselli ne dovremo aggiungere tanti altri e speriamo anche al più presto, ma questa è una cosa importante per la città, non solo per la città ma anche per le realtà viciniori, ed è anche un segnale positivo che il lavoro fin qui svolto inizia a dare, oltre a quelli che già c'erano stati, dei buoni frutti. Poi quello che abbiamo saputo oggi in prefettura, questa nuova proposta che si inizia a concretizzare, che è l'ultimo anello autostradale della Gela Castelvetrano, ci darà la possibilità davvero, iniziando con la tangenziale di Agrigento oltre che quella di Gela, un altro motivo di soddisfazione. Finalmente oggi si riapre, come ha detto bene, il viadotto, però a doppio senso, è una corsia, perché ci sono ancora lavori in corso, però è importante il servizio che viene realizzato ad Agrigento. Cioè, parliamo di 1,5 chilometri rispetto a quasi 12 chilometri di alternativa di strada, quindi capite bene, è l'attività commerciale ma anche la viabilità comune ne usufruisce, un beneficio immenso, immediato, è un servizio che stiamo ridando alla nostra Agrigento. Oggi un incontro in prefettura, si parlava di questa tangenziale che da Palma dovrebbe bypassare e arrivare ad Agrigento sulla Caltanissetta-Catania. Sì, si è parlato di questo, ma si è parlato anche di altre infrastrutture provinciali. Io, per quanto riguarda la mia Agrigento, ho calleggiato e già sono dei cantieri quasi, dei progetti quasi esecutivi. C'è la circonvallazione che
dalla parte nord di Agrigento, diciamo, e appena dopo il bivio per Raffadali si fa unire, si va a raccordare con Fontanelle per far sì che chi viene dai paesi dell'entroterra possa raggiungere in maniera immediata l'ospedale. L'altra infrastruttura che io ho caldeggiato è il completamento del quadrifoglio che c'è sulla via Luca Crescente, che va a incrociare la statale 115, e quella è cantierabile, così anche come la rotonda della Mosella. Queste 3 infrastrutture ho chiesto al sottosegretario Cancelleri, che è molto sensibile, devo dire, al nostro territorio, e quindi spero che a breve verranno finanziate.